Progetti e iniziative di riqualificazione urbana a Mussomeli, il servizio di Rino Pitanza. Oggi riqualificazione urbana a Mussomeli, piazza Umberto I si rifà il look, un intervento criticato, un intervento condiviso, comunque è un'opera che Mussomeli deve vivere a pieno regime. È un intervento che abbiamo voluto fortemente, che era richiesto da 40 anni ed è un intervento che rientra in una strategia più ampia di rigenerazione del nostro centro storico, tant'è che in questo momento, oltre a Piazza Umberto, abbiamo anche altre 3 piazze in corso di riqualificazione del nostro centro storico, Piazzale Matrice, Piazzetta Firenze e Piazzetta Monti e abbiamo completato da pochi mesi 2 altre importanti riqualificazioni nel Collegio di Maria, proprio dove siamo in questo momento, e l'ex Stallone Monti. L'obiettivo nostro era uno, cioè quello di restituire la piazza ai bambini, alle famiglie, agli anziani, restituirla alla comunità, sottrarre lo spazio alle macchine e restituire invece la piazza a quello che è la sua funzione originaria, cioè la funzione di aggregatore, la funzione di confronto sociale, la funzione di inclusione sociale. Oggi è un momento storico per Mussomeli perché si riappropria di uno spazio che negli ultimi 30 anni era diventato invivibile perché era diventato un ampio parcheggio. La riqualificazione di Piazza Umberto permetterà di restituire uno spazio vitale alla comunità. Tutto questo nel pieno rispetto delle varie di quelle che sono state sia le scelte, ma di quelli che sono anche, come dire, i pensieri, non tutti ovviamente coerenti con le scelte che sono state fatte. In ogni caso, un dato storico è stato tracciato: Mussomeli è una piazza, un luogo vivibile. Già domani, ad esempio, ci sarà un primo appuntamento alle 11, un aperitivo launch bar in piazza. Ecco, questo sta a significare che vivere la piazza significa vivere la propria città. E finalmente restituiamo alla città di Mussomeli un luogo storico, un luogo importante come Piazza Umberto, a cui abbiamo aggiunto naturalmente anche il primo tratto di via Palermo. Speriamo che questo sia l'inizio, come lo è tra l'altro, l'inizio di una rigenerazione urbana che in questo paesino del Misseno sta avendo negli ultimi tempi una forte generazione. Piazza Umberto è uno dei tasselli che è stato realizzato e che è stato concluso. Avremo anche tra poco, altri miei colleghi stanno curando i progetti di altre 3 piazze e un altro progetto importante che sarà quello del piazzale Castello.